L'organetto diatonico è lo strumento che ha segnato, specialmente negli ultimi anni, il riavvicinamento delle giovani generazioni alla musica di tradizione orale. Arrivato in Sardegna alla fine del XIX secolo, è oggi diffuso praticamente in tutta l'isola. Sono poche le comunità che non vantano un suonatore di alto livello tecnico. L'organetto è il ballo per antonomasia. La sua rivitalizzazione è legata infatti al forte attaccamento delle comunità isolane alla danza, sia nella sua forma spettacolarizzata, il gruppo folk, che nella pratica condivisa del ballo in piazza. I gruppi folk infatti sono stati forse il motore della diffusione e della professionalizzazione dei suonatori. Il gruppo folk è una forma di associazionismo del tutto particolare. Si incentra prevalentemente sulla danza che viene praticata attraverso prove regolari finalizzate all'apprendimento dei passi e all'organizzazione coreografica del ballo. Durante la stagione estiva, infatti, è facile trovare, durante le feste di paese, una serata dedicata ai gruppi, generalmente definita con l'espressione serata folk. La Sardegna vanta oggi quasi 400 gruppi folk. Questi fanno a gara per accaparrarsi i migliori organettisti o fisarmonicisti. Un bravo suonatore, infatti, può garantire una performance di alta qualità, aiutando il gruppo a riscuotere successo nelle piazze in cui è chiamato a esibirsi. Ma il vero banco di prova per il suonatore è la serata in piazza. Sono tanti i paesi che ancora oggi, durante la festa, dedicano un'intera serata al ballo comunitario. Nelle lunghe nottate danzanti, il suonatore deve esprimere al meglio le proprie capacità, esibendosi anche per un'ora senza soluzione di continuità. Dal punto di vista musicale, è proprio in questi momenti che ci si può fare un'idea dell'abilità del suonatore. Queste lunghe performance, infatti, portano il suonatore a rinnovare continuamente le proprie picchiadas, le microfrasi musicali che compongono il ballo, consentendo ai ballerini di scatenarsi nelle loro invenzioni coreutiche. Negli ultimi anni il suonatore ha anche allargato il proprio margine di azione, dando vita a veri e propri gruppi musicali specializzati nell'esecuzione delle danze tradizionali. Lo strumento a mantice spesso è affiancato dalla chitarra, da sadrunfa, dall'armonica a bocca e dalla voce. Il suonatore è il professionista della festa. Durante la stagione estiva i migliori organettisti non conoscono riposo, così come nel periodo di Carnevale, un altro dei momenti chiave per la danza comunitaria. La grande diffusione dello strumento è stata veicolata anche grazie ad una notevole attività didattica che si è affiancata all'apprendimento orale. Fino a pochi anni fa i suonatori imparavano le danze solo esclusivamente attraverso l'imitazione, specialmente con l'ausilio delle musicassette. Negli ultimi tempi l'organetto diatonico è stato introdotto come materia di studio nelle scuole civiche di musica, sia nelle città che nei piccoli centri. L'impulso dato dalla didattica ha certamente contribuito ulteriormente all'ampia divulgazione di questo strumento tra i giovani. Bella mia, non pensi a me sai.